Paolo Capponi, responsabile della divisione moda ed oreficeria della Confartigianato Imprese Macerata. Paolo, diciamolo subito, il progetto 100% ha cambiato completamente il tuo essere funzionario di categoria. Cosa facevi solo 2 anni fa e che cosa è cambiato? È cambiato di molto, innanzitutto perché Confartigianato Macerata ha partecipato attivamente alla realizzazione della legge 166 del 2009. L'abbiamo fortemente voluta e da lì è nato questo percorso per, tra virgolette, comunicare ai nostri artigiani che hanno un'arma in più, che è quella di far sapere al consumatore che esiste un prodotto che è veramente italiano, un prodotto che si differenzia completamente dal Made in Italy, che sono due caratterizzazioni del made in, del fatto in Italia, che hanno una valenza completamente diversa. Come sappiamo, il Made in Italy solamente una parte è fatto in Italia del prodotto, mentre il 100% garantisce l'integrità della fattezza del prodotto nel territorio italiano. E da qui ovviamente il mio lavoro si è evoluto, è cambiato e ha avuto dei percorsi diversi, soprattutto nuovi. Possiamo quasi dire che il mestiere di funzionario di categoria è cambiato per sempre? Non lo so se sia cambiato per sempre, certamente è un'opportunità che tutti i nostri colleghi dovrebbero, secondo me, prendere in considerazione, avendo nel tempo necessario, perché per poter fare questo percorso comunque occorre molto tempo, dedicarcisi in maniera diciamo considerevole e aspettare i frutti. Poi bisogna avere dietro un'associazione che creda nel progetto, che investa insieme ovviamente alla Camera di Commercio. Questo è fondamentale per dare un quadro completo del 100% Made in Italy. Quindi professionalità, impegno massimo, ma anche considerevoli investimenti. Quindi diciamo che Macerata, le marche in generale, ecco, come Confartigianato stiamo parlando, è diventato un po' il centro dell'interesse nazionale su questa applicazione della norma. È vero che sono sempre di più le imprese, anche quelle industriali, che vi chiamano per chiarimenti sulla norma? Beh sì, questa è una verità assoluta. Io ho avuto modo di contattare tutte le imprese che potevano realizzare un prodotto 100% Made in Italy, anche in base alle pubblicità che loro esprimevano. Le esprimevano però senza avere consapevolezza dell'esistenza di questa legge. Quindi parlo della 9.2, ad esempio Carlo Chionna. Parlo della Nick Wave, che se ne andate sul sito riuscite a vedere appunto questa grande industria di produzione di dress sportwear che ha etichettato i prodotti con il 100% Made in Italy. Parliamo che so, divani e divani, piuttosto che la Fileni, che ci ha ringraziato molto per avergli dato questo tipo di informazioni. Non hanno utilizzato ovviamente qualcuno di loro il logo 100%, però comunque stanno dicendo, basta ascoltare la TV, il prodotto interamente prodotto in Italia. Quindi dall'agroalimentare, quindi dai vini all'olio, piuttosto che ai sottaceti, fino al comparto della moda e dell'oreficeria in generale. Quindi sì, è vero che noi con il nostro 100% stiamo cavalcando dei palcoscenici sicuramente impensabili 2 anni fa. Sindacalmente parlando, cioè quindi come associazione, qualche esperienza, qualche successo particolare, ma anche se hai ravvisato dei pericoli, così un po' cosa vedi per il futuro? Innanzitutto questo è stato un percorso difficile, anzi difficilissimo, perché abbiamo avuto tutti contro. Quindi anche associazioni che, tra virgolette, dovrebbero essere vicine a noi ci hanno contrastato in maniera considerevole, quindi è frutto di, secondo me, sterili campanilismi. Quindi siamo andati avanti da soli, credendo fortemente in questo progetto. Confartigianato Imprese Macerata ha creduto moltissimo in questo progetto, plauso quindi alla nostra dirigenza, alla nostra segreteria,
che comunque ha fatto sì che continuassimo ad investire, nonostante che le altre associazioni e comunque in molti cercavano di far sì che questa norma non venisse poi così presa in considerazione e comunque fatta veicolare. Voci incredibili con situazioni poco sicuramente professionali. E siamo andati avanti, il tempo comunque ci ha dato ragione, siamo sempre di più. Considerate che qui nella nostra provincia sono più di 300 le imprese che utilizzano il logo 100%, questo logo è già importante in mercati internazionali, quindi è stato anche un veicolo importante per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Quindi siamo presenti in mercati come la Russia, gli Emirati, la Cina, tutta l'Europa. E cosa carinissima è che quando siamo alle fiere i nostri buyers, i nostri acquirenti chiedono la certificazione 100% Made in Italy e il più delle volte si presentano con i nostri gadget proprio creati appositamente qui da Macerata, dove che avete poi anche voi, c'è scritto il significato del 100% Made in Italy e della norma che lo contempla, quindi veramente un grande passo avanti per le nostre imprese. Paolo, hai detto appunto 300 imprese lo usano, molte di queste non erano socie di Confartigianato solo qualche anno fa, è stato un successo anche associativo. Beh, certo, a livello associativo è stato un bellissimo veicolo, perché poi da cosa nasce cosa? Abbiamo iniziato con le nostre imprese, e poi gli altri, soprattutto questo è accaduto partecipando alle manifestazioni fieristiche, le più importanti nel mondo e in Italia. Quindi c'è curiosità, il collega va dal collega, imprenditore, dice ma come hai fatto ad avere questa cosa qui? Quindi poi ci contattano e da lì inizia il percorso. Noi abbiamo associato imprese sia della provincia che fuori provincia, perché comunque purtroppo anche, questo lo dico purtroppo, anche nel nostro territorio nazionale ancora non si era preparati come Confartigianato per questo tipo di argomentazione. Speriamo che siamo sempre di più a utilizzare questo fortissimo, secondo me, veicolo associativo. Torno un po' a te. In questi 2 anni hai dovuto acquisire delle competenze che non avevi, che ne so, la lingua, la conoscenza dei mercati, la conoscenza delle fiere? Beh sì, ho stravolto un pochettino il mio indirizzo, è ovvio. Quindi ora mi occupo anche di internazionalizzazione, il mio ufficio a breve avrà un'altra risorsa, quindi saremo in due. Ho dovuto perfezionare la lingua e ancora ne ho da strada da fare. E ho dovuto conoscere i mercati, mi sono approcciato alle imprese quotidianamente. Io quotidianamente adesso lavoro al mattino in Confartigianato, pomeriggio sono sempre dentro le imprese, quindi conoscenza importante, questo è la conoscenza del prodotto che si rappresenta, perché se uno non conosce il prodotto poi difficilmente riesce a veicolare il bene o comunque le produzioni su determinati mercati. Ogni mercato ha un suo stile, ogni mercato ha un punto di riferimento, quindi bisogna seppur sommariamente essere al corrente di ogni azienda quello che produce. Questo perché stiamo comunque facendo anche degli incoming, degli outgoing, e quindi per portare aziende fuori in determinati mercati o far venire qui imprenditori che vogliono acquistare i nostri prodotti, bisogna sapere quello che il buyer vuole. Quindi se viene dalla Russia vuole un determinato prodotto, se viene dal Giappone ne vuole un altro, se viene dalla Cina un altro ancora. Quindi è un processo lungo, però un investimento secondo me anche umano e professionale che le nostre associazioni devono comunque fare con i propri funzionari. Meglio ancora se sono più giovani, anche più giovani di me secondo me, perché arrivati il giovane è ancora più capace poi di proiettarsi in maniera più radicata anche con i social network e tutto quello che concerne. Quindi io considero di far crescere proprio professionalità, è importante per ogni nostra associazione.
Tu prima dicevi che è la forza anche di un territorio, quindi la Confartigianato certamente al centro, ma Camere di Commercio, l'ICE a livello nazionale, altre strutture, cioè avete messo in piedi una rete con queste organizzazioni o diciamo vi muovete da soli? No, beh, noi abbiamo la fortuna di avere il nostro segretario generale, che è anche presidente della Camera di Commercio, che crede, che è Giuliano Bianchi, dottor Giuliano Bianchi, che crede fortissimamente in questo progetto, ci ha creduto, ci ha dato fiducia, cosa importantissima, anche perché all'inizio ovviamente sono solo investimenti, poi l'investimento produce nel tempo. Quindi ci ha dato questa possibilità, lui è molto soddisfatto di questo, quindi è con noi, ci supporta anche fattivamente a livello proprio economico con contributi camerali che ci permettono sia di andare alle fiere e di progettare comunque informazione sul 100% Made in Italy. Adesso ho una sfilata di moda il 29 di giugno, ma una sfilata di moda veramente di altissimo livello, dove presenteremo il 100% Made in Italy delle nostre imprese. Quindi dalla sfilata diciamo del dress, gioielleria, calzature, pelletterie, e poi nel backstage presenteremo e ospiteremo i nostri ospiti e gli offriremo dei prodotti 100% Made in Italy agroalimentari, quindi diventa un pacchetto a 360 gradi. Abbiamo invitato anche dei buyers che arriveranno da Cipro, da Singapore e dalla Russia, quindi ecco una cosa importantissima che ci attende tra qualche giorno, venerdì prossimo. Noi non possiamo che farvi in bocca al lupo e ti ringraziamo tantissimo di questa testimonianza che credo sarà di stimolo per tutti i funzionari e i dirigenti della Commerciata del Veneto che stanno guardando con molta attenzione a questo strumento che avete messo in piedi voi e che avete gentilmente offerto alla Confartigianato Nazionale. Paolo, grazie. Io innanzitutto volevo ringraziare voi, Andrea in particolare, perché è sempre così vicino alla Confartigianato di Macerata, e devo dire che il Veneto è una delle poche regioni che comunque per prima ha voluto credere in questo tipo di progettualità. Speriamo che prossimamente saremo in molti, che anche tutta Italia, tutte le nostre Confartigianato si allineano a questo tipo di sistema, perché è sicuramente importante per la nostra associazione, per avere nuovi soci, per dare nuovi servizi e soprattutto per le nostre imprese che possono avere un'arma in più per riuscire a sopravvivere in questo momento così difficile. Grazie ancora a tutti e buona giornata.